Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. Ieri e oggi un'operazione nei campi nomadi, in quello di Udinese, in via Monte Sei Busi. Ecco, un'operazione dovuta a che cosa? In base a quale strategia? E nell'ambito insomma, delle attività che sono state coordinate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, appunto ieri ed oggi ci sono state il cosiddetto insomma, Action Day, che era mirato alla repressione, quindi prevenzione e repressione di furti e ricettazione di rame. Pertanto qui a Udine è stata attivata un'operazione interforze, quindi con la presenza di Polizia Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Polizia Ferroviaria e chi insomma si occupa prettamente di anche di questo settore. Questo materiale, questo rame, poi i nomadi dove lo vanno a distribuire? Cioè, c'è un traffico effettivo di questo materiale? Il rame in questo periodo è considerato il cosiddetto oro, insomma, quindi ha lo stesso valore quasi dell'oro, e perché insomma effettivamente viene normalmente commercializzato poi all'estero e poi riutilizzato insomma, in altre attività. Normalmente sì, non sono solamente i nomadi diciamo, che trafficano in questo settore, però effettivamente l'attenzione da parte internazionale, e sono sempre più frequenti quindi i sequestri, le denunce e gli arresti in questo settore. Le polizie municipali del Friuli Venezia Giulia continuano nei loro incontri collegiali di aggiornamento e anche di utilizzazione anche delle nuove risorse, forse anche tecnologiche per quanto riguarda la sicurezza sul territorio. Ecco, oggi che cosa si tratta questo incontro che avete? Oggi stiamo facendo dei corsi, siamo alle ultime fasi, alle ultime sessioni, che serve praticamente per abilitare il personale della polizia locale all'uso dello spray al capsicum, che è uno di quegli strumenti che servono per la difesa sul territorio del personale in caso di aggressione. Quindi nel senso che questo spray sarà in dotazione alla polizia locale? Questo nel momento in cui ci sarà l'abilitazione per tutti gli operatori, potranno poi iniziare a fare il servizio sul territorio con questo ulteriore strumento. Nell'arco delle 24 ore, comunque nell'arco lavorativo, comunque non solamente in orari abbastanza delicati. No, le aggressioni accadono in tutti Di notte però magari. gli orari, quindi questo è uno strumento che quindi verrà utilizzato in tutti i servizi che noi andremo a svolgere. Ecco, polizia locale con armi o no, allora a questo punto? Ma diciamo che gli strumenti di autotutela sono diversi e vanno calibrati, quindi lo spray serve per un certo tipo di aggressione, poi abbiamo il tonfa e poi abbiamo l'arma. Vige sempre comunque il principio della proporzionalità della difesa rispetto all'offesa e quindi servono strumenti diversi per diverse tipologie di offese o di aggressioni che il personale subisce. Esiste anche quella pistola elettrica che praticamente addormenta o comunque immobilizza il delinquente? Beh, attualmente noi dobbiamo attenerci a quello che prevede il decreto ministeriale 145, quindi possiamo portare la pistola semiautomatica e quindi quella noi abbiamo in dotazione, quindi non abbiamo altre tipologie di armi o di pistole. Come si sta muovendo l'Ateneo Udinese per quanto concerne la ricerca? In che progetti è impegnato? In questo ultimo periodo, in concomitanza anche con l'uscita dei bandi europei di Horizon 2020, l'Ateneo sta facendo un forte sforzo di promozione
attraverso informazione, ma soprattutto con accompagnamento dei ricercatori nella predisposizione delle domande per le chiamate europee. Siamo consapevoli che le prossime frontiere di possibilità di finanziamento risiederanno particolarmente a livello europeo. Ci sono settori, in particolare ICT e scienze della vita, dove c'è una notevole già attività di ricerca e quindi di consistente finanziamento, ad altri settori invece in cui abbiamo delle forti competenze ma non adeguatamente ancora sfruttate. Come viene applicata la Carta europea del ricercatore e quali le norme, i vincoli per l'assunzione dello stesso? La Carta europea dei ricercatori è un documento europeo che crea una sorta di protezione attorno al ruolo del ricercatore e è applicata in maniera difforme in tutta la comunità. Sono solo 6 attualmente le università italiane che la stanno applicando in maniera compiuta e Udine inizia adesso, la prima in regione, e ad essere appunto un'istituzione universitaria che cerca di applicarla. Come far fronte alla differenza di retribuzione tra uno Stato europeo e un altro relativamente alla ricerca? Questo non è un problema che si possa risolvere solo in una dimensione universitaria. Penso che a questo riguardo la parola chiave sia mobilità. Bisogna favorire la mobilità non solo degli studenti, come si cerca di fare da anni con vari programmi, ma soprattutto dei ricercatori lungo tutto il loro percorso della carriera. La mobilità è un elemento per mettere a confronto punti positivi ma anche nei punti negativi i sistemi universitari europei. È recentemente scoppiato un dibattito relativamente alla situazione dei negozi del centro, negozi che sempre di più chiudono anche in seguito a dei paletti che erano stati affissi con la regolamentazione per la viabilità. Come interviene in merito? Il piano anti-smog è un piano che non serve a nulla, fatto solo in centro, perché noi abbiamo già presentato mesi fa una mozione su questo, e anche perché avevamo i dati delle centraline dell'ARPA dove gli sforamenti nello stesso giorno non erano solo in centro ma erano in via Sant'Osvaldo e da altre parti della città, quindi non riesco a capire chi vuole tutelare l'amministrazione e il sindaco Onsel. Facendo così crea solo danni ai commercianti e diciamo che ormai il centro è desertificato. È rimasta l'unica via commerciale, via Aquilea, ma anche lì non riescono a trovare una soluzione per i parcheggi e anche lì prima o dopo vedrete che avremo delle chiusure. Poi un'altra cosa veramente vergognosa, hanno coperto adesso dopo 40 giorni i divieti di entrata del piano antismog con dei sacchetti di immondizie, è veramente una cosa desolante. Cosa fare per il rilancio del commercio nel centro storico? Non è una cosa sicuramente semplice e che si possa fare in 5 minuti, ma questo sindaco è ormai da 6 anni e credo che non abbia fatto niente. Io l'ho anche proposto, in attesa di trovare sistemazioni ed altro, io riaprirei via Mercato Vecchio, prima cosa, ma poi andrei ancora più avanti, ma questa è una questione regionale, dove non possiamo permettere più queste aperture selvagge. Torniamo, tanto nessuno muore di fame, torniamo alla vecchia concezione dove si apriva solo 7 domeniche all'anno per tutti. Su questo tema si sono espresse tante voci sul commercio e sull'andamento dello stesso, da Pavan di Confcommercio a poi Giovanni da Pozzo. Ha fatto bene Pavan ad intervenire, noi l'avevamo già detto mesi fa e io sono convinto che lui abbia ragione, poi anche fra di loro io noto, leggo, so che ci sono anche delle guerre fra di loro, però quello che mi ha un po' amareggiato su un intervento della Camera di Commercio che dicono dice queste baruffe è una questione che quando comanda il centro-sinistra, il centro-destra critica, no, qui non è una questione centro-destra, centro-sinistra, il centro di Udine sta morendo e nessuno fa niente. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 €, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia.
Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione.